Resta gravissimo il 39enne colpito a Castelfranco ieri sera da un violentissimo pugno dopo una lite per una mancata precedenza in auto. Agito per difendermi, la versione del giovane pugile scappato e poi rintracciato. Andrea Carollo, l'allenatore del 23enne denunciato, continua a piangere. È un ragazzo straordinario, dice, racconta di aver già subito delle minacce per vendetta. Dico a tutti di mantenere la calma. Accoltellamento nella notte tra sabato e domenica in pieno centro a Belluno, vittima un 60enne, in carcere un 36enne che abita nel Trevigiano. Il racconto della barista che ha soccorso il ferito. Tensione nel pomeriggio in via Roma a Treviso, dove un giovane straniero si è seduto senza consumare in una gelateria e alle parole del titolare ha reagito scagliandoli contro tavole e sedie e colpendolo. Congresso Lega, Marcato ufficializza il ritiro della candidatura alla segreteria e attacca. Hanno ucciso un sogno nel mirino il carroccio trevigiano che ha deciso per Manzato. Stop ai figli delle coppie arcobaleno, esplode il caso della procura di Padova. Mario Conte, da presidente di Anci Veneto, si rivolge ai sindaci: dobbiamo tutelare i bambini, ma il problema va affrontato in Parlamento e non nell'ufficio anagrafe. Presidio degli assistenti sociali fuori dall'ufficio di esecuzione penale esterna di Treviso, solo 14 a gestire più di 1500 casi, situazione insostenibile. Da domani al via a Treviso l'estate incantata, 180 eventi tra musica, teatro, comici e cinema. Tra i tanti nomi in cartellone, Francesca Michelin, Gianluca Grignani e Gianni Gnocchi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è il caso della iscrizione dei figli delle coppie omogenitoriali all'anagrafe, il caso di Padova, lo stop della procura di Padova, protagonista del sondaggio di questa sera che vi mostriamo subito. Abbiamo già lanciato nel corso dei nostri telegiornali e ne parleremo anche ampiamente in questa edizione di Treviso. Stop ai figli con due mamme, giusto secondo voi? Se per voi sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, non è giusto, 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita e questa sera a Ring, nel corso della trasmissione di Ferdinando Avarino, ci sarà l'esito del sondaggio, quindi continuate a chiamare anche durante il nostro telegiornale. Come sempre, dicevamo, ne parleremo fra poco. Prima però c'è la cronaca con i fatti di Castelfranco, il pugno sferrato dal 23enne pugile che ha ridotto in fin di vita un 39enne al culmine di una lite per strada per una mancata precedenza. C'è la versione del 23enne: ho agito per difendermi. Intanto restano disperate le condizioni della sua vittima. Sostiene di essersi difeso da un tentativo di strangolamento il 23enne pugile accusato di aver ridotto in fin di vita il kosovaro di 39 anni che ancora si trova ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, e questo è il culmine di una lite forse per una mancata precedenza nei pressi dell'Eurobike al lago di Castelfranco Veneto. Non sarà facile per gli inquirenti ricostruire il pomeriggio di follia vissuto in via Pagnana, dove all'indomani restano le tracce di sangue sulla strada. È qui che il 39enne residente a Loreggia ha sbattuto violentemente la testa dopo aver ricevuto un pugno al volto sotto gli occhi impietriti della fidanzata. Ma andiamo con ordine. Non sono nemmeno le 18 quando il kosovaro con la compagna sta uscendo dal parcheggio dell'Eurobaita, quando incrocia l'auto del 23enne albanese di origine residente a San Martino di Lupari, che invece sta entrando per andare in palestra. Fatto una giornata in spiaggia, andava verso casa e ha incrociato il 23enne che si vede che ha tagliato la strada o cosa, cioè sempre per sentito dire, perché sono arrivato che era già in barella, stava andando via con l'elicottero. Quindi Marco è uno dei titolari del noto locale della Castellana, conosce sia il kosovaro che la sua ragazza, titolare di un negozio poco distante. È lei stessa in quei frangenti a contattarlo. La ragazza sul mio numero mi ha chiamato: è successo questo, non capivo neanche cosa era successo, sulla curva i cancelli, perché male era agitata, e ho tardato un po' a arrivare perché non ero ancora a casa. E sono andato là, c'era già quello del suo e tutto quanto, stavo intubando e portando via. Nonostante l'uomo sia a terra, il 23enne scappa, ma sarà identificato poco dopo. Ha raccontato ai suoi amici più stretti di essersi difeso vedendosi minacciato e di trovarsi sotto shock. In pronto soccorso gli è stata data una prognosi di 10 giorni. Ha riportato delle lesioni al collo compatibili con una colluttazione. Il giovane pugile è attualmente denunciato per il reato di lesioni, ma la gravità dell'accusa potrebbe cambiare in base al quadro clinico del 39enne. I rilievi dei carabinieri guidati dal comandante Enrico Zampolli sono proseguiti tutto il giorno. Sul posto anche il sindaco di Castelfranco. Non trovo alcuna giustificazione che succedano questi atti così di violenza, di rabbia per una mancata precedenza. Io non riesco a capire cosa stia succedendo dopo la pandemia con questa gente
sempre più arrabbiata e che poi sfocia in queste cose sulle quali poi si paga dazio per tutto il resto della vita. Alla Baita al Lago, dove il kosovaro eseguiva spesso dei lavori con la sua impresa, si guarda il Cafoncello. Mi viene mago adesso però capisco cosa dispiace perché lo conoscevamo abbastanza bene. Adesso è lì al Cafoncello, immagino che facciate il tifo per lui. Certamente, sì, siamo con lui. A parlare nel prossimo servizio sempre di Christian Arboit è l'allenatore del 23enne denunciato, Andrea Carollo, che dice il ragazzo continua a piangere, è un ragazzo straordinario e racconta anche di aver subito già delle prime minacce, invita per questo a mantenere la calma. Stavo andando al supermercato con un mio allievo, Alex Turcato, e ho visto a terra un ragazzo che soccorrendolo era lì presenza di altre persone, mettendogli la mano nella testa per cercare di tenergli la testa dritta e aiutandolo, e sporcandoci anche un po' di sangue, poverino, e abbiamo capito che era anche un conoscente che abbiamo visto più volte qui all'interno della discoteca dove abbiamo la palestra, e prego per lui perché ovviamente quello che è successo è sempre un episodio drammatico. Andrea Carollo gestisce la palestra all'interno dell'Eurobaita al Lago, centro di riferimento per le arti marziali tra Padova e Treviso. Conosce sia il 39enne kosovaro ma soprattutto il 23enne, atleta in crescita e suo aiutante. Sono momenti difficili anche per lui. È veramente il ragazzo, penso, più bravo e più buono di cuore che ho. Non ha mai fatto nulla in 5 anni e quasi 6 anni tra poco di allenamenti. Un vero campione, una persona brava, rispettoso, applaudito anche sabato che ha vinto una gara e perché ha abbracciato l'avversario, inchini sempre quando entra in gabbia, quando fa il suo sport. Il più atleta, penso, più disciplinato che ho, quindi sono sconvolto doppiamente da quello che è successo. Carollo è in continuo contatto con il ragazzo che racconta, non si capacita di quanto accaduto. È sconvolto, Luca è sconvolto, Luca non vuole infatti neanche, come vi ho detto, parlare perché piange, non ha reagito bene alla cosa, è dispiaciutissimo, però mi ha detto solo: Andrea, ti giuro, non sapevo cosa fare, avevo le mani al collo e io non sapevo cosa dovevo fare, come dovevo liberarmi, non avevo idea, io sono scappato in macchina perché ho capito che era arrabbiato, non capisco neanche per cosa, per una freccia che io ho messo, che se anche non l'avessi messa non serve fare Far West, fermare una macchina di fronte e fare una specie di testa-coda, capito, perché ha tirato il freno a mano, eccetera. Tra l'altro, dice Carollo, sembra che il 23enne e il 39enne nella concitazione non si siano riconosciuti, più volte si sarebbero incrociati alla baita, ma c'è un fatto altrettanto inquietante: 2 soggetti si sono presentati nella casa di Carollo a Belvedere di Tezze nelle prime ore della giornata con atteggiamenti minacciosi. Lo stesso kosovaro ha un passato pesante alle spalle. Carollo fa un appello preciso. Sono venute 2 persone, non voglio far nomi per il momento, semmai sporgerò denuncia, sono venute a casa mia a dirmi, io li ho fatti entrare non sapendo neanche, perché tra l'altro uno è anche un conoscente, non sapendo neanche cosa mi volevano comunicare. Mi hanno detto che loro sono di una certa origine, di una certa nazionalità, anche, fa parte anche Kimi, e che questa cosa non è finita qui per Luca, è solo iniziata e finirà male. Io mi sento di dire a queste persone qui, anche a livello televisivo, lo faccio apposta per tutelare me, la mia famiglia, i miei amici, Luca, la sua famiglia. Smorziamo gli animi, io non faccio denuncia, però non deve succedere niente, questa storia è già andata troppo oltre, mi raccomando, mettiamoci tutti sereni perché stiamo andando alla follia. E attimi di tensione nel pomeriggio, siamo a Treviso in via Roma quando un giovane straniero africano si è seduto al tavolino di una gelateria senza però consumare. Il gestore si è dunque avvicinato chiedendogli di alzarsi e lui ha reagito lanciandogli contro il tavolino e le sedie. E il tavolino l'ha colpito, anche l'esercente è rimasto fortunatamente lievemente ferito. Sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri che hanno accompagnato in caserma il giovane per la identificazione. Era infatti senza documenti. Il titolare della gelateria è stato medicato dai sanitari del SUEM. Adesso torniamo a parlare della vicenda Casa Zero. Un gruppo dei tantissimi cittadini truffati si è ritrovato davanti al tribunale questa mattina. Eravamo in diretta durante la nostra prima edizione e questa mattina in tribunale si è svolta l'udienza per la ammissione al passivo dei crediti nella liquidazione giudiziale. C'era ovviamente l'esasperazione dei tanti clienti. Nel tardo pomeriggio la decisione del giudice. Su 622 richieste ne sono state ammesse oltre il 90%.
Quindi dai 18 milioni di euro, che era il valore totale, il passivo per coloro che si sono insinuati ammonta a 12,4 milioni. Per coloro che vengono definiti tardivi, che si sono dunque insinuati dopo, saranno previste 2 udienze ad ottobre e a febbraio. Intanto questa mattina alcuni cittadini finiti nella trappola di Casa Zero si sono ritrovati davanti al tribunale, cartelloni in mano con nomi, tempistiche e costi. Peccato che si tratta di lavori iniziati e mai finiti o addirittura nemmeno cominciati. Una doppia beffa: non possono mettere mano per ora agli interventi, ma soprattutto rischiano di dover pagare il dovuto all'Agenzia delle Entrate. C'è la preoccupazione perché la legge presuppone che ci sia la responsabilità principale del committente nell'eventualità che i lavori poi non siano realizzati e non si sia verificata quell'aumento di qualità energetica che si pretende con la legge che sta sotto al bonus 110. Esasperati e preoccupati i cittadini. E vedere se qualcuno ci ascolti, perché qua sennò le cose qui, non si dorme la notte, non si fa più niente, non si fa. Si vive male. Da me hanno iniziato i lavori, ad agosto li hanno lasciati incompleti. Nel mio caso ho passato l'inverno senza riscaldamento perché appunto a settembre avrebbero dovuto montare la parte termoidraulica che purtroppo non è stata montata. Non abbiamo avuto nessun lavoro iniziato, però abbiamo il cassetto fiscale svuotato e non sapevamo neanche che esistesse il cassetto fiscale, quindi l'abbiamo saputo dalla Guardia di Finanza e speriamo che almeno ci mettano tranquilli da quel lato. Voi verrete qua comunque sempre, ogni volta che ci saranno delle udienze? Non abbiamo altra alternativa perché stiamo parlando coi sordi e dobbiamo fare dei gesti perché la politica è sorda e se non abbiamo qualche gesto da fare non ci vedono. La politica adesso l'avevamo anticipato, di fatto ieri era già nell'aria, ma oggi è arrivata l'ufficializzazione del ritiro della candidatura di Roberto Marcato alla segreteria del congresso regionale di sabato della Lega. Questa mattina abbiamo visto già in diretta, in prima edizione, le parole di Marcato, parole molto dure per il ritiro, parole durissime, attacchi e anche un preciso avvertimento. Con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Abbandona la corsa alla segreteria regionale della Lega. Roberto Marcato lo comunica definendola la scelta più difficile della sua vita politica. La notizia era già nell'aria, mancava solo l'ufficialità, arrivata dopo una notte travagliata. L'assessore regionale ammette di aver preso la decisione da solo dopo un lungo e difficile periodo in cui è stato attaccato da una parte del suo partito, la cosiddetta ala salviniana, e in ultima battuta colpito anche dal fuoco amico della frangia trevigiana dei suoi sostenitori che hanno preferito la candidatura di Franco Manzato. Abbiamo avuto per mesi qualcuno che ha fatto di tutto perché io non mi candidassi o arrivassi comunque sfinito, debole, sfilacciato al congresso, e questo l'avete certificato voi mille volte e non serve che io aggiunga altro. Dall'altra parte c'era tutta una parte del partito molto consistente che aveva chiesto a gran voce la mia candidatura, che a un certo punto si è messa in testa che invece c'erano candidature più forti delle mie. Sabato cosa farà? Ma non lo so ancora, dipende anche da come sarà il tempo. Marcato non ha espresso nessuna intenzione di voto al congresso regionale di sabato. La sua preoccupazione è per il futuro del partito, che in Veneto ha già perso molti consensi. Nel 2024 ci sono le europee, poi nel 2025 la corsa alla regione in cui si deve definire il dopo Zaia. L'assessore regionale, ricordando le sue vicissitudini in Lega e la sua resistenza alle epurazioni tosiane degli anni passati, si sfila dalla corsa alla segreteria regionale del Carroccio, non senza polemiche, con un avvertimento ben preciso. Se da domenica chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno.
non è una minaccia, è una presa d'impegno. Un clima dunque che resta davvero incandescente, dunque in corsa restano in due come era preventivato Alberto Stefani, il commissario della Lega, e Franco Manzato, e proprio ieri sera a Ring da Ferdinando Varino c'era il commissario della Lega, l'onorevole Stefani. Sentiamo un passaggio della sua intervista. Io quello che credo sia importante è quello di confrontarsi sui programmi, di confrontarsi con i militanti, di confrontarsi con la base su un programma di rilancio del movimento, e di farlo soprattutto dopo 2 anni e mezzo di pandemia che ha sicuramente colpito il nostro movimento politico, ed è necessario adesso attuare questo programma di mandato che io tra l'altro ho presentato articolandolo in ben 15 punti. Abbiamo vissuto di tutto in questi anni, no? Di tutto, compreso tra l'altro alla recente espulsione del Boron. A proposito, ci sono novità sul federale che ha valutato la sua opposizione all'espulsione? I ricorsi sono stati respinti, ma questo già da giorni. Sì, sicuramente sono stati anni in cui si è detto di tutto e di più. Si era detto che i congressi non si sarebbero mai celebrati. Siamo la prima regione in Italia ad aver concluso tutti i congressi provinciali e a celebrare per primi il congresso regionale del partito. Quindi credo che questo sia anche fondamentale per mettere a tacere tanti discorsi e tante discussioni che forse non avevano neanche il motivo di esistere. Ma lei quanti delegati ha adesso? Ma questo si i può delegati sapere? Liberamente, liberamente, quindi però diciamo, si sa non è chi giusto, sta è con me, chiaro che chi corre per vincere cerca chiaramente di vincere e di avere la maggioranza dei delegati, e quindi intanto per presentare la candidatura deve averne tra 60 e 95, giusto? Esattamente, quindi fino a mercoledì mattina alle 8 fino a mercoledì mattina, poi c'è il deposito delle candidature, e da lì si inizierà poi la fase, diciamo, prettamente congressuale. L'altra parte che si presenta, pare si presenti in contrapposizione a lei, che Lega rappresenta? Quella un po' più storica, quella trevigiana di un tempo, che cos'è quella? Ma bisognerebbe chiedere a loro questo sì, lo so, ci piacerebbe incontrare anche Manzato, ma io vedo continuo lungo il mio percorso, che è un percorso di sicuramente rinnovamento del partito, ma tenendo conto dell'esperienza, perché credo sia sempre fondamentale unire queste due cose che in Lega hanno sempre garantito anche a questo movimento politico di sopravvivere nel corso degli anni, tant'è che è l'unico movimento politico che mantiene il simbolo da 30 anni a questa parte, ha saputo mantenere figure che hanno più esperienza accanto a inserimenti giovanili che hanno garantito anche l'energia adatta. E adesso invece, o meglio dopo la pubblicità, subito dopo parleremo della rabbia delle famiglie Arcobaleno. Rieccoci in diretta. Travalica i confini della città, della provincia, della regione. La vicenda, la decisione della Procura di Padova di dichiarare illegittimi gli atti di nascita registrati dalle famiglie Arcobaleno dal comune di Padova, e dunque rimbalza la protesta delle famiglie Arcobaleno di tutto il Veneto per bocca della loro rappresentante, pronti anche a una manifestazione. Il colpo è stato molto duro, è vergognoso e inaccettabile per un paese civile. La seconda mamma non è prevista nel diritto italiano, e neppure la possibilità della donna di assegnare al figlio biologico il cognome della propria compagna. Queste le motivazioni che il procuratore aggiunto Valeria Sanzari ha espresso nell'impugnazione degli atti di nascita dei bambini di coppie omogenitoriali registrate a Padova dal 2017. Tutti e 33 gli atti di nascita sono stati dichiarati illegittimi. La prima raccomandata arrivata riguarda il primo caso, quello di una bambina con 2 mamme registrato nell'agosto del 2017. Le famiglie Arcobaleno sono pronte a combattere contro questa sentenza. Nei prossimi giorni potrebbe essere organizzata una manifestazione. Abbiamo tantissima rabbia in corpo, siamo scosse, stiamo malissimo, e tutte le mamme sono hanno la voglia di fare qualcosa, come abbiamo sempre fatto. Infatti, come associazione Famiglie Arcobaleno, noi appoggeremo ogni famiglia che si costituisce in giudizio. Il ricorso verrà discusso in udienza il prossimo 11 novembre. La procura chiede di rettificare l'atto di nascita ritenendo illegittima l'indicazione del nominativo della seconda mamma. La giovane età dei bambini coinvolti esclude che la modifica del cognome, come richiesto, possa avere ripercussioni sulla vita sociale, viene spiegato in un passaggio del ricorso del procuratore di Padova Sanzari, ma questo è uno dei punti che maggiormente contestano le famiglie Arcobaleno.
il bambino cosa cambia? Perde prima di tutto la propria identità familiare, poiché avendo vissuto per 6 anni con doppio cognome, lo inizia a scrivere perché sta per andare alla prima elementare e quindi vedendosi privato di uno dei due si fa le domande del perché, quindi si sente in mancanza. Inoltre perde uno dei due genitori, quindi la tutela legale, perde la possibilità di essere accudito legalmente qualora stessi male, perde anche tutta la parte della famiglia del secondo genitore perché perde tutti i parenti, tutti i legami familiari legalmente. In mezzo ci sono loro, i sindaci, e ai sindaci trevigiani e ai sindaci del Veneto si rivolge il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Io sono per la tutela dei bambini. Nel momento in cui un bambino viene ammesso al mondo, noi possiamo discutere sulle modalità e magari lì intervenire prima che questi bambini vengano messi al mondo. Ma nel momento in cui il bambino c'è, ha un cuore che batte e si presenta davanti all'ufficio anagrafe, io credo che la nostra coscienza, il nostro cuore ci chiede di dare risposta a questi bambini. Oggi la legge non sempre ce lo consente di fare. Non lasciarsi trasportare dalle spinte emotive e ideologiche è l'appello mosso da Conte ai sindaci. Il presidente di ANCI Veneto chiede di scindere, cioè l'aspetto morale, da quello normativo. Che non dobbiamo mai agire al di fuori del perimetro della normativa. Se vogliamo ottenere un risultato che noi riteniamo giusto, dobbiamo aprire un tavolo di confronto politico nei luoghi preposti a questo tema che è il Parlamento. Non dobbiamo però, per questioni ideologiche, mettere a repentaglio quella che è la tutela poi dei nuclei familiari che in questo momento vivono un doppio disagio. Uno è quello di aver vissuto un'illusione, il secondo è quello di aver visto una procura respingere le loro richieste. Secondo Conte, la questione dell'iscrizione all'anagrafe non è una battaglia unicamente delle coppie omogenitoriali, perché il tema riguarda anche i figli di coppie eterosessuali. Per questo sottolinea come il suo punto di vista abbracci sempre la tutela dei bambini. Che la differenza tra chi fa politica e chi fa il sindaco è che i sindaci i bambini li incontrano, i bambini li trovano davanti all'ufficio anagrafe e con le famiglie i sindaci ci parlano, quindi tu entri nel dolore, entri nella sofferenza, entri nelle sensibilità e a queste sensibilità tu cerchi sempre di dare risposta. A volte la politica si ferma sulla carta. Decisioni che ricadono inevitabilmente sulla vita privata non solo delle famiglie ma anche degli stessi bambini. La cancellazione di uno dei due genitori dal certificato di nascita, infatti, preclude ai bambini di godere, per esempio, della possibilità di ricevere assistenza ospedaliera da entrambi i genitori oppure all'esclusione di uno di questi dalla vita scolastica dei figli. Le volontà politiche non spettano certamente ai sindaci. I sindaci portano delle esperienze di diniego dei diritti di questi bambini che portano sofferenza e portano esclusione da tutta una serie di diritti. Ecco, io credo che i tempi siano maturi per affrontare a livello politico questo tema. Ed è una vicenda quella dei figli delle coppie omogenitoriali che ha scaldato gli animi anche ieri sera a Ring, lo scontro tra l'onorevole Rachele Scarpa del Partito Democratico, il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia Enoch Soranzo e il deputato della Lega Gianangelo Boff. È in corso da una parte e dall'altra, su più fronti, una vera e propria crociata contro le famiglie arcobaleno e che c'è un forte moto regressivo che adesso è arrivato a questa manifestazione ultima della Procura di Padova che vorrebbe con un colpo di penna burocratico levare a questi 33 bambini uno dei due genitori a livello legale. Penso che qui stiamo perdendo di vista la cosa fondamentale che dovrebbe essere il preminente interesse del minore. Non ci fa ben sperare sul fatto che verrà sanato dal Parlamento il vuoto legislativo che ora sta causando questa situazione. I sindaci sono pubblici ufficiali, sono amministratori, devono applicare le leggi, non sono legislatori e pertanto si devono attenere alla normativa vigente, alle leggi vigenti.
Se la legge non lo consente, un sindaco deve rispettare la legge, che sia d'accordo oppure no. Mi fa sorridere, ma per non dire che mi fa venire voglia di piangere, questo attaccamento così ferreo e rigido alla legge e alla burocrazia che esiste solo quando si tratta di negare diritti alle famiglie e alle coppie arcobaleno, e in tantissime altre occasioni è un tipo di coerenza che non riusciamo assolutamente a ravvisare nella destra. Queste famiglie, che ci piaccia o no, esistono, e il sindaco di Padova, trascrivendo quegli atti di nascita, sta prendendo atto di una realtà, e succede a volte che la realtà sia più avanti della legge. È una cosa normale, è il 2023, dovete crescere e dovete adattarvi. Adesso io spero che avremo la forza di promuovere anche noi in Parlamento un cambiamento in questo senso. Ma di cosa stiamo parlando? Avete governato per 9 anni, negli ultimi 10 dovevate cambiare le leggi se volevate, dobbiamo adattarci a voi? Ma da quando in qua in democrazia? Alla sfera dell'opinione, ma dobbiamo adattarci a quello che dice voi? Trovo davvero gravissime le affermazioni dell'onorevole Scarpa. Chi ascolta un onorevole, a mio avviso, non dovrebbe ascoltare, perché l'onorevole è chiamata a lavorare all'interno della Camera dei Deputati, ossia di una delle Camere del Parlamento, per legiferare. C'è un tribunale, un procuratore che dichiara di avere applicato, di avere il dovere di applicare, di far rispettare la legge e applicare la legge vigente. Il sindaco ha gli stessi identici doveri di applicare le leggi, come il legislatore ha il dovere di modificarle. Insomma, il dibattito resta apertissimo e c'è un altro tema che riguarda la giustizia, visto che si è parlato in questi giorni anche di riforma della giustizia, cioè la carenza cronica di organico. L'Ordine degli assistenti sociali ha aderito alla mobilitazione indetta dai sindacati, scesi in strada anche a Treviso i dipendenti degli uffici di esecuzione penale esterna, che si occupano dunque delle pene alternative. Carenza di organico, l'ufficio a Treviso è al collasso, una situazione insostenibile. Siamo qui per dire che, stante la grandissima carenza di organico, la carenza anche di mezzi per lavorare, dai telefoni alle linee telefoniche, ai PC, alle stesse scrivanie, le sedie, la carta e quant'altro, questo ufficio, con l'arrivo anche del territorio di Belluno e con l'aumento dei casi che andrà a gravare ulteriormente sulla situazione già ampiamente vessata, non potrà più rispondere adeguatamente alle esigenze della cittadinanza che qui si rivolge e ai tempi con cui la magistratura ci chiede di rispondere alle situazioni penali con cui lavoriamo. Un ufficio, quello di via Riviera Margherita, che si occupa di tutte le misure alternative al carcere e che nei primi 6 mesi del 2023 ha gestito circa 1550 casi, che con quelli di Belluno, circa 350 a semestre, rischia di entrare in crisi a causa della mancanza di strumentazioni e di organico. In 14 a gestire l'intera struttura, solo 10 i funzionari di servizio sociale. Sono casi appunto nelle diverse tipologie di misure che seguiamo, quindi sia di misure condannate, sia di misure imputate e sia appunto le persone comunque ristrette nelle comunità o nelle carceri. Il personale dell'ufficio ha a carico l'intero processo di elaborazione dei programmi di ogni singolo caso, nonché la sua gestione e controllo. Una responsabilità che in carenza di organico e con l'incremento di casi previsti dalla riforma Cartabia andrà inevitabilmente a compromettere la qualità del servizio. Abbiamo deciso di continuare la mobilitazione con anche l'eventuale proclamazione dello sciopero se ci fosse questa necessità, perché è chiaro che fino a quando questo governo deciderà di non prendersi cura dei propri dipendenti, i servizi saranno sempre assolutamente in una situazione di grande difficoltà. Cambiamo argomento e parliamo dell'estate incantata 2023 a Treviso, che prende il via domani. Ci sono più di 180 eventi in cartellone. Oggi abbiamo presentato un calendario densissimo di iniziative per l'estate. Io l'ho definito un caleidoscopio perché, diciamo, a 360 gradi riesce veramente a toccare tutte le corde emozionali che si aspettano i trevigiani.
Un calendario ricco di eventi che si terranno in tutti gli angoli della città, dai quartieri al centro storico, dalle piazze ai parchi, dal teatro alla loggia. E proprio sotto la loggia dei Cavalieri saranno protagonisti comici come Emanuele Aureli e Gene Gnocchi, mentre a suoni di marca attesi anche Francesca Michelin e Gianluca Grignani. E poi il cinema all'aperto, il teatro, intrattenimento e musica. 180 eventi che faranno di Treviso una città incantata per tutta l'estate, si chiama Treviso Incantata, quindi dalla musica al teatro, al cinema, all'intrattenimento, alla cucina, al gusto. Direi che veramente Treviso anno dopo anno, fuori dal Covid, sa dare grandissime risposte. Adesso andiamo a Quinto di Treviso, la cornice è quella splendida dell'Oasi di Cervara che adesso è protagonista di un importante rilancio. Cicogne, gufi, morette, papere, l'Oasi Cervara è un paradiso naturale ammirato da tanti appassionati della natura, da famiglie e turisti e da molte scuole che in questo luogo affascinante portano in visita numerosi studenti. L'Oasi è tra le più belle d'Italia ed ora, fortunatamente, è al centro di un innovativo progetto di rilancio. È un nuovo inizio grazie a una partnership che mette insieme la cooperativa Alcedo che gestisce il parco con il comune di Quinto e finalmente l'ingresso di Centro Marca Banca come partner di questo progetto. Per il nuovo progetto in sinergia il parco potrà contare in 4 anni di un fondo di quasi 100.000 euro, denaro utile per lo sviluppo di nuove importanti iniziative. Nella pratica andiamo a valorizzare alcuni elementi che sono già presenti nel parco, come ad esempio il progetto della Selva dei Gufi, completandolo con un sentiero tematico dedicato alla conoscenza dei rapaci notturni. Allo stesso modo ci sarà un secondo sentiero dedicato invece alla conoscenza degli aironi, che sono un altro elemento naturale importante per l'Oasi di Cervara. A fianco a questo andremo a fare degli interventi di ripristino, di conservazione, di restauro del casone di palude, della peschiera e un riposizionamento della nostra biglietteria all'ingresso del parco che fungerà da luogo di accoglienza del visitatore. L'Oasi Cervara rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore, in suo aiuto fin da subito 20.000 euro dal Comune di Quinto e altri 20.000 da Centro Marca Banca. Noi non remuneriamo dividendi ai nostri soci, noi riversiamo nel territorio e questo è una delle nostre modalità per cui contribuire allo sviluppo di un territorio. Ciò che rende l'Oasi Cervara un luogo veramente unico sono i 3 importanti progetti dedicati alla fauna, un nido per la cicogna che facilita il ritorno di questa specie con una voliera di allevamento, la Selva dei Gufi, avviato nel 2012 con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza e conservazione delle diverse specie di rapaci notturni che popolano il territorio. Infine, il progetto Capanni Cervara che offre la possibilità ai fotografi naturalisti e agli appassionati di birdwatching di osservare da vicino numerose specie di uccelli selvatici. La gente viene da tutta Italia per poter fotografare in pace tutti gli animali che ci sono nella nostra oasi. Per cui queste particolarità abbiamo cercato di svilupparle e adesso andremo ad implementarli con questo nuovo rilancio. Da Quinto di Treviso a Pederobba, giornata di sport e grandi eventi. Oggi la tappa del Tour Transalp. 600 atleti provenienti da 21 nazioni diverse hanno tagliato il traguardo di Pederobba dopo 123 km, oltre 3.000 metri di dislivello. Questi i numeri della tappa di giornata del Tour Transalp, la sorella su strada della mitica Bike Transalp, uno dei maggiori circuiti internazionali per gli amanti del ciclismo. La partenza Fiera di Primiero, l'approdo nella Marca, protagonista assoluto il massiccio del Grappa. Un centinaio i volontari coinvolti, 40 invece le strutture ricettive impegnate tra Asolo e Borso del Grappa. Una grande manifestazione a livello europeo che arriva a Pederobba nei territori della Pedemontana appena riconosciuti riserva Mabbunesco. Un grande orgoglio come Pederobba poter ospitare oltre 600 turisti da tutto il mondo con una macchina organizzativa guidata dalla Proloco di Pederobba che ringrazio e dalle tante altre associazioni del territorio, Alpini, Avis, Banda Musicale e gli Alpini di Cossagno e anche di Alano di Piave. La gara partita nei giorni scorsi da Lienzi in Tirolo terminerà ad Arco nel Trentino a fine settimana
settimana migliaia le persone assiepate lungo il tragitto, non solo a Pederobba, per un evento che vuole sostenere il rilancio turistico dell'intera area. È un grande sforzo organizzativo per accogliere tantissime persone che visiteranno il nostro territorio. Abbiamo intravisto le montagne, adesso ci andiamo alla pagina di Belluno. Con Belluno ripartiamo dalla cronaca, la cronaca di un accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in pieno centro del capoluogo. Vittima un 60enne moldavo, in carcere un 36enne residente nel Trevigiano. Il racconto della barista che ha soccorso il ferito. Sono circa le 2 di notte di sabato in pieno centro a Belluno. In quel momento in piazza Martiri ci sono poche persone. La città ha appena finito di festeggiare e cantare insieme agli alpini e si prepara per la sfilata conclusiva l'indomani del raduno triveneto delle Penne Nere. È vicino a queste panchine che si consuma una violenta aggressione. A memoria, raccontano, oggi qui non si ricordano fatti così gravi. Vittima un 60enne moldavo raggiunto da 2, forse 3 fendenti sferrati da un 36enne siciliano residente nella Marca Trevigiana con un coltellino a lama corta richiudibile. Cosa sia accaduto e quale sia il movente dell'accoltellamento non è ancora chiaro. Saranno le indagini dei carabinieri di Belluno a ricostruire la vicenda e gli istanti precedenti all'aggressione. Importanti potrebbero essere le testimonianze dei presenti, quelle stesse persone che hanno permesso ai militari poco più tardi di recuperare il coltellino e di fermare il 36enne, ora accusato di tentato omicidio. Nel frattempo il 60enne ferito ha chiesto aiuto al caffè Manin che si stava prestando a chiudere. È entrato dentro il locale questa persona qua che ha chiesto aiuto, l'abbiamo soccorsa immediatamente chiamando carabinieri e di conseguenza anche l'ambulanza. È arrivata tenendosi sulla ferita, dopo abbiamo visto che comunque stava versando sangue e siamo intervenuti immediatamente io e i nostri soci. L'uomo è stato trasportato all'ospedale dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. L'indomani il 60enne è tornato al caffè Manin per ringraziare chi lo ha salvato. È venuto verso le 11 circa dentro il bar a ringraziare e anche a bersi un bicchiere di vino perché ha detto che ha perso parecchio sangue, quindi insomma sta bene. Ancora la cronaca, un giovane, probabilmente uno studente, è stato trovato in possesso di un'ingente quantità di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e diverse banconote di piccolo taglio. Rendono noto alla questura, intervenuta tramite la squadra volanti la mattina del 7 giugno scorso nel piazzale della stazione ferroviaria di Belluno. Gli agenti, insospettiti da uno strano via vai verso uno dei piazzali limitrofi, hanno visto il giovane mentre scambiava delle bustine con alcuni coetanei in cambio di denaro contante. Immediato quindi l'intervento dei poliziotti che hanno perquisito il giovane e l'hanno poi accompagnato in questura per essere denunciato all'autorità giudiziaria. Non si è ancora spenta l'eco della festa della Donata Triveneta degli Alpini a Belluno. Ieri abbiamo sentito il bilancio dell'amministrazione con il sindaco Oscar De Pellegrin, oggi invece il bilancio altrettanto importante degli esercenti della città. Secondo le stime ufficiali sono circa 20.000 le persone che hanno affollato le vie del capoluogo nella full immersion di 3 giorni del raduno triveneto degli Alpini. 200 i pullman e migliaia i sostenitori per un evento che ha coinvolto trasversalmente tutto il bellunese. Ora è tempo di bilanci anche per comprendere quanto l'evento sia stato d'impatto sui flussi di clientela delle attività commerciali. È un evento abbastanza importante che comunque ha portato un po' di gente, un po' di movimento. Per quanto riguarda però la rendita economica, aspettavamo qualcosina in più. È stato un weekend abbastanza impegnativo, abbiamo lavorato tanto e avevamo per fortuna abbastanza risorse, quindi le abbiamo utilizzate al meglio e è andata bene tutto sommato. Sinceramente io non mi aspettavo di più, da quello che è uscito sul giornale, dalla gente, dall'umore delle persone, mi aspettavo tanto di più. Sinceramente sul weekend secondo me abbiamo lavorato come un weekend normale. Pochi acquisti, magari persone che guardavano le vetrine, tanta gente in movimento, ma più fermi al bar che nei negozi. Bellissimo, pieno di lavoro, pieno di divertimento, bella gente, diciamo bello, ottimo, da rifare secondo me perché è proprio una bella esperienza. C'è stata tanta gente, soprattutto la domenica, e penso che gli alpini e Belluno si siano trovati bene e noi anche con loro. Rispetto a quanto vi aspettavate, meglio o peggio? Rispetto a quanto ci aspettavamo è stato meglio. Meglio, molto molto meglio. Si sono comportati tutti bene, Guarda, abbiamo avuto gente, tantissima gente, ma tutti molto educati. Mi aspettavo un po' di più, sono rimasto
sinceramente un po' deluso io. Sì, c'è stato, non si può negare l'aumento del fatturato, però non quando si aspettava, con tutto là. Sicuramente molto meglio, l'affluenza è stata molta e il lavoro anche molto intenso. No, ci siamo divertiti insieme agli alpini. Spero che ritornino ancora. Ed è tutto, vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone infuoca l'Italia, tempo buono e clima caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 21 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, cielo per lo più da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti nel pomeriggio sui rilievi, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in ulteriore rialzo, minime tra 17 e 21 gradi, massime con punte di 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso splenderà il sole, il cielo sarà limpido, sgombro da nubi solo con qualche locale addensamento. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 28-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza fra sole e nubi. La probabilità di temporali rimarrà generalmente bassa. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.